Rieccoci in studio in diretta, prima edizione del nostro telegiornale, per tornare a parlare di cronaca, della testimonianza di un residente di Preganziol, di San Trovaso di Preganziol, che racconta di come si è trovato di fronte a un ladro in piena notte, in camera da letto. Tanta paura e dopo adesso la rabbia. Per fortuna ero a casa da solo con i 3 figli e la moglie, quella è la cosa più bella. Sentimenti contrastanti per Marco Racchello, che abita a San Trovaso di Preganziol e che nella notte tra lunedì e martedì ha vissuto un'esperienza che difficilmente potrà dimenticare. Mi sono svegliato di colpo dal letto perché mi sono trovato praticamente un ladro in camera mia. Ho visto solamente sta lucina che mi puntava addosso e da là mi sono svegliato di colpo. Uno shock che dura pochi secondi, poi Racchello reagisce. Ho iniziato a urlare con il dietro, sono arrivato giù dalle scale, ho preso il manico dell'aspirapolvere e sono andato fuori. Stando alle impronte di fango rinvenute la mattina successiva sul marciapiede, 2, forse 3 malviventi che si sono introdotti nell'abitazione. Prima hanno tentato di forzare una finestra, non riuscendoci, sono entrati dal portone del garage, dove dormiva il cane, che però non ha reagito. Probabilmente gli hanno fatto qualcosa, ne hanno spruzzato qualcosa, era un po' assonnato. Alla fine la banda è scappata portando via 150 euro in contanti, un cellulare e le collanine d'oro dei figli. Un vicino ha raccontato a Marco Racchello che la stessa notte sconosciuti si sono introdotti anche nella sua proprietà. Sul mio orto qua dietro mi hanno rubato un'anguria e 4-5 pomodori, si sono messi a mangiare là sul campo. La zona è sempre più spesso presa di mira dai ladri e tra i residenti cresce la preoccupazione. Teniamo le porte chiuse, luci accese e sperando che sti gente poca seria vada a fare qualcos'altro. Ora Marco Racchello, ripensando a quanto accaduto, è consapevole del pericolo corso. Da incosciente gli ho corso dietro, a tutt'oggi a mente fredda ho sbagliato completamente a fare restaurazione. Se avevano qualcosa in mano potevano avermi picchiato, avermi fatto qualcos'altro. L'abusivismo e la contraffazione sono i due dei reati più denunciati dalle imprese venete, che quindi incidono molto anche sul commercio, sui profitti. Di questo si è parlato a Venezia in un seminario promosso dalla Regione Veneto con la collaborazione di Avviso Pubblico. L'industria del falso tra illegalità e criminalità. Si è parlato di questo nel seminario che si è tenuto a Venezia. Sono stati forniti dati allarmanti, considerando che l'abusivismo e la contraffazione sono 2 dei reati più denunciati dalle imprese venete e si collocano rispettivamente al primo e al terzo posto di una classifica che comprende anche furti, rapine, usure e estorsioni. Un fenomeno importante per dimensioni che va contrastato. Si parla una cifra tra il 6 e il 7% del prodotto interno globale, è governato in gran parte dalla criminalità organizzata, comporta effetti negativi di sfruttamento del lavoro, di concorrenza sleale, di effetti anche sulla salute delle persone, si pensa ai prodotti contraffatti nel settore agroalimentare o quello dei giocattoli e dei farmaci. Dal punto di vista della repressione sono state formulate proposte di modifica della normativa per aumentare le sanzioni e per dotare le forze di polizia e la magistratura di nuovi strumenti. Dal punto di vista della prevenzione è importante sensibilizzare i cittadini. Dove c'è un'offerta esiste anche una domanda. Bisogna capire che dietro all'acquisto di questi prodotti non c'è solo un venditore ambulante, che è l'ultimo anello della filiera, molto spesso sfruttato. Risalendo la filiera troviamo complicità anche col mondo imprenditoriale legale e troviamo anche reti criminali transnazionali molto potenti e molto pericolose. Il solo mercato della contraffazione nella regione Veneto vale circa 430 milioni di euro, ovvero lo 0,3% del PIL, spiega Roberto Crosta, segretario generale di Union Camere Veneto. Fondamentale quindi è sensibilizzare i cittadini. La cultura del contrasto all'illegalità, alla contraffazione sta passando, è un percorso lungo, un percorso che non riguarda ovviamente soltanto le imprese ma riguarda soprattutto i consumatori. Noi ci stiamo mettendo impegno assieme a tutte le altre parti coinvolte e quindi siamo fiduciosi che un passo alla volta il contrasto possa essere maggiore. La contraffazione, ha spiegato il capitano della Guardia di Finanza di Venezia, danneggia l'economia, i consumatori e l'erario. Quasi il 90% dei prodotti contraffatti proviene da paesi extracomunitari ed è un mercato che rappresenta il 2,5% del commercio mondiale. L'attività investigativa, fra l'altro, è diventata sempre più difficile con l'avvento di Internet, che rappresenta la nuova frontiera del falso e della pirateria. Da qui la nuova proposta come la modifica della normativa attuale.
L'appuntamento è il 30 settembre prossimo, se non ci saranno altri ostacoli, allora parte anche da Mestre, non solo da Venezia, l'offensiva separatista dei comitati referendari. Noi crediamo che si farà il referendum il 30 settembre, il 18 di luglio prossimo venturo ci sarà l'udienza conclusiva innanzi al TAR dei procedimenti promossi dal sindaco Brugnaro contro il referendum. Noi siamo fiduciosi e ritengo che il 18 di luglio sarà proprio la data ufficiale per l'apertura della campagna referendaria. Dopo il ritiro del ricorso alla consulta da parte del governo si respira un cauto ottimismo tra le file dei comitati che sostengono il referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre. La sentenza del Tribunale amministrativo sui procedimenti avviati da Comune e Città Metropolitana dovrebbe arrivare la prossima settimana. Ovviamente questo ricorso al TAR di Brugnaro ha sortito il suo effetto, è quello di bloccare per 3 mesi la promozione. Noi non abbiamo fondi pubblici, a differenza del referendum per il Veneto, ci basiamo su fondi privati, ma fino a che non ci sarà ovviamente una sentenza definitiva siamo bloccati. Brugnaro ha già vinto. In agosto, riflette Marco Sitran, la gente in genere è più concentrata sulle proprie attività balneari che sui benefici del referendum. Facendo i conti ci resta solo un mese per convincere veneziani e mestrini che 2 comuni autonomi sono nel loro interesse. Per questo abbiamo deciso di cominciare immediatamente. Domani al Palco alle 18:15 a Mestre ci sarà un incontro di tutti i comitati promotori per spiegare le ragioni del sì, soprattutto in terraferma dove è prevalente la popolazione. Adesso parliamo di rette delle case di riposo, perché la CGIL di Treviso denuncia un sistema diversificato per quanto riguarda le quote deducibili al momento della dichiarazione dei redditi. Per questo fa anche un appello alla Regione. Sentiamo. Ci sono circa 35.000 persone in Veneto e oltre 5.000 a Treviso che hanno praticamente una condizione di calcolo della deducibilità rispetto alla retta che pagano che ha 400 variabili. Sono state le segnalazioni fatte alla CGIL da parte di una decina di familiari di altrettanti anziani ospiti di case di riposo del Veneto ad evidenziare come, in base alla retta pagata, vi fossero quote di deducibilità da portare in sede di dichiarazione dei redditi diverse da struttura a struttura. Questo ha spinto il sindacato ad approfondire raccogliendo informazioni dalla banca dati dei CAF. Ogni casa di riposo stabilisce la sua quota sanitaria in ragione a come è organizzata, a che tipo di contratto ha. Ci troviamo con case di riposo dove si può portare in deducibilità 2.000 euro e altre si arriva fino a 10.000, quindi c'è una forchetta troppo ampia. Quote diverse da portare in deduzione dunque e di conseguenza anche vantaggi fiscali diversi per gli anziani e le loro famiglie. L'appello che fa ora la CGIL è di uniformare in tutte le strutture questa cifra come già accade in Emilia-Romagna o in Lombardia. Il sindacato ha intenzione di chiedere a tutte le case di riposo di rendere noto nella carta servizi il sistema di deducibilità adottato. E si dà la certezza al cittadino quando sceglie la casa di riposo che sa perfettamente quanto ha di impegnativa perché mette la regione la quota, quanto deve pagare come singolo, ma anche quanto può portare in deducibilità e lo deve sapere prima di fare la scelta, non dopo. Ma è soprattutto alla politica regionale, sia maggioranza che opposizione, che la CGIL si rivolge perché venga trovata in tempi brevi una soluzione. Che parta dai costi standard dell'attività sanitaria che si svolge nelle case di riposo. Non è difficile, perché nelle case di riposo l'organizzazione sanitaria è gestita su parametri che la Regione dà. Basta stabilire su quei parametri quali sono i costi standard e decidere la percentuale che va in deduzione. Proprio la CGIL è protagonista della puntata di ore 13, fra pochissimo in onda dopo il telegiornale, come ogni giovedì. Allora ospiti in studio Giacomo Vendrame, segretario generale della CGIL di Treviso, Lucia Celi del patronato Inca Treviso e Ketty Mutta, sempre del patronato Inca Treviso. Si parla di assegni familiari, ma anche di decreto dignità e del ritorno dei voucher dopo l'apertura del ministro del lavoro Di Maio, voucher come sappiamo molto osteggiati e combattuti proprio dalla CGIL, quindi vedremo di cosa emergerà dalla puntata di oggi. Come sempre potete chiamare in diretta per esporre le vostre problematiche oppure porre le vostre domande, le vostre considerazioni sulla pagina Facebook di Antenna 3. E poi questa sera alle 20:10 parliamo di sicurezza stradale, anche ovviamente in vista e ci siamo già degli esodi estivi. Il primo c'è già stato di fatto lo scorso weekend, lo faremo con Cinzia Ricciardi,
comandante della Polizia Stradale del Veneto, ma anche con Luisa Serato, che è presidente di CAV, la concessionaria autostradale. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Qualche disturbo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di giovedì 12 luglio. Sul Veneto sarà bel tempo nella prima parte della giornata con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori. Dal pomeriggio però si accenderà l'instabilità sui rilievi del Bellunese e su quelli vicentini con qualche rovescio o temporale a carattere sparso. Temperature minime tra 15 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 25 e 30 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà una bellissima mattinata all'insegna del sole su tutti i settori. Il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso ovunque. Dal pomeriggio addensamenti e occasionali rovesci sui settori alpini, ma possibili anche sul Triestino. Temperature minime tra 18 e 19 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 26 e 28 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Bel tempo su tutta la nostra regione, specie al mattino, ma col passare delle ore si accenderà l'instabilità, con temporali sparsi ma piuttosto frequenti, possibili un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, valori massimi compresi invece tra 26 e 29 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.